Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Buongiorno amici telespettatori e ben ben ritrovati ritrovati alla alla rassegna stampa di Calcio Napoli 24 24 TV. TV. Buongiorno a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, come c'è Biagio Barone in cabina di regia. Terminato il calciomercato, grazie Biagio innanzitutto per avermi tolto questo fastidioso ritorno che avevo nelle cuffie. Siamo il giorno dopo la chiusura del calciomercato, con il Napoli che ha terminato quelle che sono le proprie operazioni, sfumata la trattativa per Keylor Navas, ieri l'annuncio dello stesso portiere del PSG che ha deciso di restare quindi ai parigini nonostante il corteggiamento del Napoli, quindi è tempo di bilanci, tempo di pagelle, ma è tempo anche di campo, perché il Napoli domani torna proprio sul rettangolo verde per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico, ore 20:45. Potrei seguirla tra l'altro in diretta su Calcio Napoli 24 TV con il pre-partita, il post-partita e ovviamente la live reaction. Domani ci sarò io a farvi compagnia insieme al nostro Biagio Barone, proprio dagli studi di Calcio Napoli 24 TV. Come vi dicevo, tutte le ultimissime quest'oggi, retroscena di mercato, i giudizi dei vari quotidiani sportivi, ma anche ovviamente il calcio con le probabili formazioni di Lazio-Napoli. Allora andiamo subito al touch. Già ho visto che il nostro Biagio Barone ci ha aperto anche il doppio riquadro con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, e allora andiamo a leggere, Biagio, anche a schermo intero quello che sono i titoli della Gazzetta dello Sport, perché ovviamente c'è tanto mercato in prima pagina. Il pagellone per quanto riguarda l'Inter, il gol di Inzaghi, il pressing del tecnico ha portato all'Inter il suo Acerbi, regge il muro di Zhang su Skriniar che non va al PSG. Il pagellone, Juve e Roma, le regine meritano un 8 pieno, poi Milan, Napoli e Torino, quindi secondo la Gazzetta è il Napoli sul secondo grado di Juve e Roma per quanto riguarda i colpi. Calcio giocato, come vi dicevo, perché ieri si è conclusa la quarta giornata con una super Atalanta trascinata da un super Teun Cup Miners che ovviamente ricorderete essere stato accostato anche al Napoli in passato. L'Atalanta con 2 rigori batte un bel Toro, Gasperini vola in vetta alla classifica insieme proprio con la Roma, 10 punti l'Atalanta insieme ai giallorossi, davvero straordinario. Cup Miners in questo momento pensate un po' capocannoniere del campionato di Serie A, tripletta ieri per l'olandese. Quest'oggi
invece leggeremo ovviamente tanto di calciomercato, ma anche di prepartita, perché non c'è solo il Napoli che gioca domani, ma c'è anche il derby di Milano, Inter-Milan rischia meno Pioli, parlano Baresi e Matteus, due grandi bandiere di Milan ed Inter, insomma le analisi approfondite sulla Gazzetta dello Sport, ma non solo, senza dimenticare anche la Juventus e Dusan Vlahovic. Questa è la prima pagina, come potete vedere, della Gazzetta dello Sport. Tra l'altro ieri ha giocato anche la Salernitana, che ha pareggiato all'ultimo in casa del Bologna. Andiamo invece sul Corriere dello Sport, eccolo qua, lo andiamo anche a zoomare per voi, le vinciamo tutte, parla il Gallo Belotti. Al primo posto la Roma aggiunge la grande sfida dell'ex Torino, il Gallo avvisa le big, non ci poniamo limiti, siamo forti. L'Atalanta intanto aggancia i giallorossi 3-1 al Torino, Salerno pari a Bologna 1-1. L'ultimo giorno di mercato ha, diciamo così, portato qualche sorpresina, ma anche diversi colpi non andati a segno. La Juventus, per esempio, si è rifatta totalmente in Luca a centrocampo, arriva Paredes, doppia cessione, Arthur a Liverpool, mentre Zaccaria, pensate un po', dopo appena 6 mesi va al Chelsea e dice quindi addio ai bianconeri. Il Milan con Thio e Vranks, il Milan accoglie Dest tra i suoi baby, insomma diverse operazioni anche per il Milan, così come l'Inter che abbraccia Acerbi dopo il giallo, insomma, dello stand-by per l'ex difensore della Lazio. Il Monza cala il colpo Izzo dal Torino, tra l'altro stesso agente di Lorenzo Insigne. La Premier League non piace a Boga che dice no all'Ester e dunque resterà all'Atalanta, mentre il Napoli ha ceduto ieri ufficialmente Ambrosino in prestito al Como ed anche Adamo Unas ufficiale a titolo definitivo al Lille. Ronaldo Messi finisce qui, CR7 invece resta allo United e va in panchina anche con il Leicester. Sarà probabilmente una stagione molto complicata perché se Ronaldo che paradossalmente parte indietro nelle gerarchie di Ten Hag, soprattutto dopo l'arrivo di Anthony, sfoma il sogno portoghese che cercava un nuovo club per poter giocare in Champions e continuare a sfidare Leo Messi. Dovrà accontentarsi dell'Europa League. Andiamo invece sulla prima pagina di Tutto Sport, solita storia incompiuta e KO invece per quanto riguarda il Torino che vediamo in taglio alto, finisce tra l'altro 3-1 in casa dell'Atalanta per i Granata che comunque si sono rinforzati sul mercato, Rabbia, Juric, nemmeno Prat, solo Caramo ed è quindi un mercato incompleto secondo Tutto Sport, quello del Torino. Allegri ora è la tua Juve, ovviamente le analisi su Tutto Sport del mercato dei bianconeri, qui vediamo in foto l'ultimo acquisto a Leo Paredes arrivato dal PSG, davvero una sessione di mercato molto molto importante quella della Juventus, così come le altre poi vengono analizzate nello speciale mercato Juve-Roma, Napoli al top ancora una volta, quindi dopo la Gazzetta, dopo il Corriere e anche per Tutto Sport il Napoli rientra tra le prime tre squadre con i voti più alti del mercato. Taglio basso, Formula 1, questo weekend il GP d'Olanda a Zandvoort, Leclerc Verstappen stavolta vinco a casa tua con la Ferrari chiamata al riscatto, probabilmente per il mondiale è troppo tardi, ma c'è da onorare una stagione per quanto riguarda i ferraristi che ha visto le ultime uscite non propriamente al top, perché dopo il GP d'Olanda si va a Monza a casa della Ferrari e la Ferrari vuole arrivarci con il vento in poppa, così come l'in bocca al lupo va fatto all'Italbasket. Nick Melli, bella l'Italia, fidatevi di Pozzecco, quest'oggi l'esordio dell'Italia della palla a spicchi contro l'Estonia e allora in bocca al lupo all'Italbasket. Concludiamo la carrellata di prime pagine spostandoci sul mattino perché lo vedete qui in taglio basso, si parla di Napoli, Osimhen sfida Immobile, i loro gol per Lazio-Napoli. Il mattino già si proietta a quello che sarà il big match di domani sera alle ore 20:45 all'Olimpico, squadre cantiere e quel turnover tanto italiano. Questi i titoli, o meglio, questi titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi. A questo punto trasferiamoci su calcionapoli24.it perché sono tante le notizie, insomma, questa è la nostra homepage che vi mostriamo in sovraimpressione, ovviamente tanti retroscena di mercato, le pagelle, ma anche le probabili formazioni di Lazio-Napoli. Allora partiamo con ordine, caro il nostro Biagio Barone in regia e parliamo di quello che è il colpo che alla fine è sfumato per il Napoli, vale a dire quello di Keylor Navas. Perché?
perché ieri poi ha parlato lo stesso giocatore, o meglio ha pubblicato un post sui suoi canali social, ringraziando anche le società che l'hanno trattato, ovviamente il riferimento era al Napoli, ma ha comunicato la decisione che l'accordo non è stato trovato tra le parti e dunque resterà almeno fino a gennaio al Paris Saint-Germain a giocarsi le sue chance. Retroscena del Corriere dello Sport per la trattativa, perché pensate un po', Giuntoli ieri, nonostante il mercato in Italia fosse ufficialmente chiuso, ha atteso fino alle 23, magari in un colpo di scena, potesse portare Keylor Navas a svincolarsi dal PSG. Tentativo finale anche con una formula diversa, pur di accontentare Spalletti. Forse questa è l'unica pecca del mercato del Napoli, nonostante Meret stia facendo davvero molto bene in queste prime uscite. E allora leggiamolo molto velocemente, quello che è proprio il virgolettato estrapolato alle colonne del Corriere dello Sport. Il Napoli ha atteso Keylor Navas fino alle 23, fino all'ultimo istante utile del mercato francese. Ma l'accordo tra il Gato, così viene soprannominato in Costa Rica, Keylor Navas e del PSG su una buonuscita non è arrivato e oggi è il giorno delle liste Champions. Il DS Giuntoli ha anche provato a prenderlo in prestito con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione, strada sbarrata e magari appuntamento in inverno, anche se in questo momento ci arrivano un po' di smentite da casa Napoli per quanto riguarda la possibilità di tornare su Keylor Navas il prossimo inverno. E allora è tempo di voti, è tempo di pagelle, poi più tardi anche nel corso di Calcio Napoli 24 live con Vincenzo Credino e Claudio Russo entrerete nel dettaglio anche delle nostre pagelle per il mercato del Napoli. Adesso andiamo ad analizzare quelle invece dei vari quotidiani sportivi, perché insomma spiccano tanti voti alti, ben oltre la sufficienza per il Napoli, a partire dal Corriere dello Sport che addirittura mette il Napoli secondo solo alla Roma per quanto riguarda la bontà delle operazioni di mercato. A De Laurentiis però è mancato l'ultimo colpo, vale a dire quello relativo a Keylor Navas. Leggiamo proprio il giudizio che fa il Corriere dello Sport per quanto riguarda il Napoli, 7,5 il voto rispetto all'8 della Roma, incoronata praticamente da tutti come regina del mercato. È mancato solo Keylor Navas, scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport, a rendere perfetto il mercato del Napoli. Il portiere che porta punti, chiedere ad Ancelotti nella prima Champions al Real, è rimasto sulle sue posizioni. Per il resto è arrivato Kvaratskhelia, che è una straordinaria intuizione che in passato altri club di Serie A cui era stato proposto non hanno saputo cogliere. Ok, Kim come posto Koulibaly, meglio non perdere Kalidou, ma il mercato è ovviamente mercato. Via Mertens entra Raspadori, via Fabian c'è Ndombele, 1-1 su tutto o quasi sullo sfondo CR7 che plana senza atterrare. Questo il virgolettato, il giudizio del Corriere dello Sport. Ovviamente questo aggiungo io, tutto sulla carta, perché adesso sarà il campo a giudicare la bontà delle operazioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Cristiano Giuntoli. Sulla carta, insomma, sono arrivati i sostituti, manca qualcosina ancora a questa squadra, soprattutto per quanto riguarda il discorso portiere, non perché Meret non sia forte, lo sta dimostrando in queste giornate, ma perché il Napoli puntava ad un altro portiere, quindi a prescindere dalle valutazioni tecnico-tattiche, il problema è che il Napoli non è riuscito a prendere un obiettivo di mercato che si era prefissato, vale a dire il portiere. E allora a questo punto come si interviene? Con Alex Meret che potrebbe tornare clamorosamente a trattare il rinnovo con il Napoli, perché è stata un'estate da montagne russe per Alex Meret, prima il rinnovo ad un passo, poi la cessione allo Spezia ad un passo con il possibile arrivo di uno Kepa Keylor Navas che non arrivano. Meret torna ad essere titolare e torna a parlare anche di rinnovo con il Napoli, dopo tra l'altro aver parato anche un ottimo rigore contro il Lecce ed essere stato protagonista di 4 buone prestazioni nelle prime 4 partite di campionato, tutte da titolare. E allora il Corriere dello Sport cosa annuncia? Che il rapporto è da ricostruire, perché Meret vuole sentire la fiducia anche per il futuro da parte della dirigenza, tant'è che Giuntoli sarà presto a colloquio con l'agente Federico Pastorello, che ricordiamolo essere proprio il rappresentante di Alex Meret. Leggiamo quindi il virgolettato del Corriere dello Sport, lo andiamo a zoomare anche per voi a casa. Da oggi si concentrerà il Napoli, una volta terminate quelle che sono le trattative di mercato, sulla ricostruzione del rapporto con Alex Meret, protagonista di un'estate complessa e tormentata. Le vicende Kepa e Keylor Navas, ancora prima, vi ricorderete, si parlava di Maximiano, insomma tanti portieri accostati al Napoli, mentre il ragazzo è rimasto lì sulle sue, sempre ad allenarsi e a farsi trovare pronto. Qualche incertezza anche nel corso del precampionato, le tante critiche, ma alla fine Meret è, come ha scritto ieri il nostro Claudio Russo, è uno dei vincitori di questo calcio
calciomercato. Ha sempre chiesto garanzie e adesso bisognerà tornare a parlare di quel rinnovo che era stato praticamente definito ma mai firmato fino al 2027. Legittimato a 25 anni e dopo varie stagioni da vice, nei fatti adesso Meret punta alla titolarità così come se le sta, diciamo, in questo momento guadagnando sul campo. Giunto del suo manager Pastorello parleranno molto presto e tra l'altro Meret, reduce da 4 partite da titolare dal rigore parato a Colombo con il Lecce, è anche un uomo di interesse ovviamente della nazionale, quindi insomma discorso aperto in questo momento per Alex Meret. Sicuramente da qui a gennaio il portiere titolare del Napoli sarà proprio lui, Alex Meret, con un Salvatore Sirico in più alle sue spalle che gli potrà dare insomma anche quelle partite di fiato per tirare un pochino le energie. Con Salvatore Sirico il Napoli ha puntato sull'usato sicuro, però ad oggi è indubbio che il portiere titolare del Napoli sia e sarà proprio Alex Meret. A proposito di gennaio, insomma, arriva un retroscena importante dal Corriere dello Sport perché in tanti avevano già indicato il primo colpo di mercato del Napoli a gennaio, quello di Ola Solbakken e del Bodo Glimt. Il Corriere dello Sport che cosa annuncia? Che il Napoli ha mollato la pista Solbakken, decide di non chiudere con il giocatore norvegese e vediamo quali sono i dettagli, perché insomma sembrava davvero essere fatta per Solbakken che doveva arrivare qui a Napoli a gennaio come alternativa a Kvaratskhelia, come riserva del calciatore georgiano. Invece probabilmente il Napoli darà spazio a Zerbin in quel ruolo. Intanto il Corriere dello Sport scrive che il club ha deciso quindi di non chiudere di fatto l'affare Solbakken al zero. Ovviamente vedremo quello che potrà succedere, ma ad oggi il Napoli ha bloccato l'operazione. Ricordiamolo, l'esterno norvegese il 31 dicembre si svincò il Glimt, era in pugno ed era anche stato sottoposto a una visita alla spalla sinistra. Successivamente poi è stato operato, tornerà nell'arco di 1, 2 mesi. Quindi il Napoli che decide di fare? Di bloccare la trattativa. Ad oggi Napoli-Solbakken è un'operazione che non si fa. Il Napoli probabilmente vorrà dare fiducia a quelli che sono le alternative in rosa, da Elmas allo stesso Zerbin. Potrebbe anche essere una scelta francamente condivisibile quella del Napoli. Solbakken, buon giocatore, ma anche lì insomma, il Napoli credo sia abbastanza coperto tra Elmas e Zerbin. Sarebbe stata un'aggiunta in più. Vedremo poi se ci saranno delle novità per quanto riguarda insomma il mercato di gennaio, che ad oggi appare abbastanza lontano, ma lo sapete meglio di me, il mercato non dorme assolutamente mai. Cristiano Ronaldo, intanto ce l'avete chiesto, Cristiano Ronaldo al Napoli perché non si è concretizzata, perché non è arrivato l'asso portoghese, che ieri tra l'altro è stato convocato, come avete visto, al Manchester United per la partita contro il Leicester, in panchina, ancora una volta il portoghese, insomma, rimasto prigioniero di se stesso e dello United. Fa specie a prescindere dal Napoli come uno come Jorge Mendes non sia riuscito nel piazzare un campione del calibro di Cristiano Ronaldo, snobbato veramente da tutti quanti. È abbastanza anche triste questo epilogo per una straordinaria carriera come quella di Cristiano Ronaldo, che sarà comunque protagonista con il Portogallo, ai noi, ai prossimi mondiali di calcio in Qatar questo inverno. L'affare si è fermato al colloquio Mendes De Laurentiis per due motivi, svelato quindi un retroscena proprio sulla trattativa Ronaldo-Napoli. A farlo è il Corriere del Mezzogiorno, che va quindi a sottolineare come la questione Ronaldo si sia fermata ai frequenti colloqui avvenuti durante l'estate tra De Laurentiis da una parte ed ovviamente Jorge Mendes, vale a dire l'agente di Cristiano Ronaldo, dall'altra, protagonista anche dell'affare Navas. Mettiamola così, Napoli non fortunatissimo quando c'è Jorge Mendes di mezzo. Le condizioni poste dal presidente del Napoli non hanno convinto infatti il Manchester United, che avrebbe potuto spingersi al massimo ad 80 milioni per Osimhen più il prestito di Cristiano Ronaldo con l'ingaggio pagato al 50%, ben lontano insomma da quelle che erano le richieste del Napoli, che ne chiedeva addirittura oltre 100 per Osimhen, e l'80, 75-80% dello stipendio di Ronaldo pagato dallo United. Lo stipendio di CR7 con il 50% sarebbe stato costato intorno ai 17 lordi, troppi per il Napoli, che si è mosso con la priorità di tagliare il monte ingaggi, abbassato di circa 38 milioni lordi. Quindi non si è trovata la quadra per quanto riguarda le cifre, queste le motivazioni che fa e dà il Corriere del Mezzogiorno alla mancata operazione Cristiano Ronaldo Napoli. Ovviamente ve lo abbiamo sempre ripetuto, si tratta e si trattava e si tratta di un'operazione monstra
che economicamente ad oggi non è nelle corde del Napoli, a meno che il Manchester United non fosse intervenuto con cifre decisamente più alte nell'aiutare il Napoli, magari nel prelevare lo stesso Victor Osimhen. Prima di salutarci, ovviamente su calcionapoli24.it trovate tutti quelli che sono gli aggiornamenti, i voti del mercato, le ultime, le analisi, quindi davvero tantissime notizie che potete leggere, basta collegarvi sul nostro portale o scaricare la nostra comodissima applicazione sui vostri smartphone. Parliamo però di Lazio-Napoli perché ovviamente domani si torna in campo in una partita molto delicata per gli azzurri, dopo il passo falso contro il Lecce, una diretta concorrente soprattutto per quanto riguarda la corsa alla Champions League, seppure siamo ancora ad inizio campionato, ma Napoli che vuole e deve rialzare la testa dopo il passo falso interno contro il Lecce, perché ricordiamolo, poi dopo la Lazio mercoledì c'è il Liverpool, c'è l'esordio in Champions League, il Napoli vuole arrivarci con il morale a 1000, tant'è che dopo l'esperimento fallito da Luciano Spalletti contro il Lecce del turnover si torna all'origine, si torna al 4-3-3. E allora andiamo a vedere proprio il grafico della Gazzetta dello Sport, che ovviamente potete riconoscere. Tra un attimo andremo anche al touch per visionarlo insieme a voi. Eccoci qua, possiamo andare anche al touch, caro Biagio Barone, per visionare le probabili formazioni. Eccole qua. Gazzetta dello Sport, iniziamo dai padroni di casa, vale a dire la Lazio di Maurizio Sarri, che in questo momento arriva alla gara di domani con il pareggio di Genova contro la Sampdoria, il pareggio beffa all'ultimo secondo grazie al gol di Manolo Gabbiadini. Ovviamente 4-3-3, quindi saranno moduli speculari anche per la Lazio, che dovrebbe scendere in campo secondo la Gazzetta con Provedel tra i pali, anche lui era stato uomo mercato e accostato al Napoli, Lazzari, Patrick, Romagnoli e Marusic, ma attenzione alle sorprese a centrocampo, le conferme di Milinkovic-Savic, di Cataldi e di Luis Alberto, davanti Felipe Anderson, Zaccagni ed ovviamente Ciro Immobile, la prima punta, il pericolo pubblico numero uno. Questa è la probabile formazione della Lazio. Leggiamo invece anche quella che dovrebbero essere le scelte di Spalletti per quanto riguarda il Napoli. Insomma, lo vedete, un ritorno al passato, quindi messa da parte la formazione anti-Lecce, si torna a quella che è stata la formazione protagonista delle prime tre partite di campionato, vale a dire Meret tra i pali di Lorenzo Rachmani, Kim e Mario Rui in difesa, seppur attenzione perché c'è un ballottaggio secondo la Gazzetta dello Sport tra Kim e Juan Jesus, anche in ottica Liverpool potrebbe giocare a Roma l'ex giallo-rosso Juan Jesus e quindi dare un turno di riposo a Kim che ha sempre giocato fin qui tutte le partite in Serie A centrocampo anche tornano Lobotka e Zielinski dal primo minuto, così come torna Lozano sulla destra, Kvaratskhelia sulla sinistra e la prima punta sarà ovviamente Victor Osimhen. Queste le probabili formazioni di Lazio-Napoli secondo la Gazzetta dello Sport, poi più tardi nel corso di Calcio Napoli 24 live, insomma tutti gli ultimi aggiornamenti di formazione in vista della gara di domani, ricordiamolo, Lazio-Napoli alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, seguiremo tutto il pre-partita grazie al nostro inviato Ciro Novellino, poi ci sarà la live reaction in studio con il sottoscritto, coadiuvato ovviamente in regia come sempre da Biagio Barone, mentre poi nel post partita le analisi e torneremo anche all'Olimpico proprio da Ciro Novellino, la possibilità per voi di seguirci sul canale 79 del digitale terrestre o anche sui nostri canali social, quello Twitch, soprattutto quello YouTube, per commentare in diretta con noi la partita. Ricordiamo, Lazio Napoli domani all'Olimpico ore 20:45, tutto in diretta su Calcio Napoli 24 TV. La rassegna stampa invece termina qui. Io ringrazio ancora una volta Biagio Barone in cabina di regia. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano che vi augura buona giornata e buona continuazione sui canali di Calcio Napoli 24.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.